Futsal People, buon pomeriggio da Enrico Coggela e benvenuti al Pala L84 di Brandizzo, L84 Torino Meta Catania, 28ª giornata di Serie A. L'84 per fare un passo oltre alla sconfitta di Treviso, mantenendo gli occhi ben puntati sul quarto posto, la meta per centrare la 10ª vittoria consecutiva, mostrando a tutti la voglia di tenersi il tricolore cucito sul petto. E ci siamo, andiamo quindi a scoprire chi saranno i protagonisti del big match di questo turno infrasettimanale, partendo dalle scelte di Mister Paniccia. Ovviamente sponda L84 che va a completare il proprio reparto dei portieri con il 19 Pasculli e 22 Tondi, poi 5 Rescia, 8 Sicheira, 7 Fortini, 6 Tuli, 13 Braga, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 20 Diaz, 23 Mendes e 80 Raguso. Dall'altro lato invece risponde coach Warra con il numero 1 Tornatore, 18 Cim e 28 Sicheira a completare quello che è il reparto dei portieri della meta. Poi 2 Podda, 3 Anas, 22 Musumeci, 5 Silvestri, 6 Pulvirenti, 8 Salamone, 14 Bocao, 17 Turmena e 24 Anderson. C'è ovviamente una terza squadra in campo, sia quella dei direttori di gara, che sarà composta dall'occasione dal primo arbitro Piccolo da Padova, il secondo arbitro Colombo da Modena, il crono Precai di Treviglio. Momenti diversi per le due squadre, l'84 che ha trovato una sconfitta in casa della Came Treviso dopo aver battuto il Napoli nello Sky Match del 25 aprile fra le Muramiche, meta invece che arriva, come detto, da 9 vittorie consecutive, prima con 61 punti, 3 lunghezze di vantaggio sulla Feldiebole, dimostrazione di quanto i siciliani vogliano continuare a comandare in Italia, ricordando a tutti di avere il tricolore cucito sul petto. E l'84 invece che vuole provare a scuotersi vincendo un altro big match fra le Muramiche, un big match che si gioca dove tutto è iniziato per la squadra di Mister Paniccia al Pala L'84 di Brandizzo. Qui i verdeneri hanno costruito tutte le fortune del loro cammino nel futsal nazionale. Piccola curiosità: i quarti di finale di Coppa Italia dello scorso anno tra l'84 e Meta Catania si giocarono proprio qui al Pala L'84 di Brandizzo, con l'L'84 che vinse per 2-0, ma ci siamo, tutto pronto sul parquet, si attende solo l'ok dei direttori di gara per l'inizio di quella che sarà una bellissima sfida tra L'84 e Meta Catania, con Tuli pronto sul punto di battuta. L'84 che partirà con Tondi tra i pali, che rientra stabilmente alla difesa della porta verdenera, poi Rescia ultimo, sulle due bande Sicheira e Cuzzolino, Tuli pivot, ma prevediamo un 4-0 per Mister Paniccia. Dall'altro lato invece Sicheira, ex di giornata tra i pali, poi ultimo Bocao, altro ex Turmena sulla banda di destra, a sinistra invece capitano Musumeci, pivot Anderson. C'è il fischio, Cuzzolino calcia direttamente in porta cercando forse una deviazione, nessun problema per Sicheira e si parte con L'84 Meta Catania. Palla lunga, Rescia di testa, lascia lì, poi Anderson, Musumeci in palleggio, Tuli rispedisce il pallone sul soffitto del Palla 84, rimessa a meta. Palla fuori, Turmena calcia, Turmena, Rescia ci mette bene il piede, altro out per la meta che è partita forte in questi primi 12 secondi. Lo stesso Turmena sul punto di battuta, uno dei tanti ex della partita, insieme a Pod, insieme all'inquadrato Pedro Sicheira che va in verticale, Rescia poi di testa col pallone che tocca un'altra volta il soffitto del palazzetto. Altro giro dalla rimessa per la Meta Catania. Dall'altro lato l'ex sarebbe stato capitano Zico, assente per una forte febbre che l'ha colpito negli ultimi giorni. Turmena all'indietro, Sicheira prende spazio, poi scava il pallone bene per Turmena, mette giù Turmena, calcia, Tuli in anticipo, ci mette bene il corpo, poi scintille tra i due ex compagni di squadra. La rimessa sarà per la Meta Catania ancora una volta. Sempre Turmena sul punto di battuta, palla fuori, Musumeci prende la mira e calcia,
Tondi fa sul pallone, poi sguardo in avanti e scarico invece per Cuzzolino. Rescia, Tuli centrale. Si gira bene, attacca la profondità, poi Siqueira, isolamento con Anderson, prova a sgasare Siqueira, ci mette bene il fisico Anderson, poi Pedro Siqueira, messo un po' in difficoltà dall'appoggio del proprio pivot, non può fare altro che andare direttamente in out. Sfida tra fratelli questo pomeriggio al Palla 84 di Brandizzo. Lucas Siqueira da un lato e Pedro Siqueira dall'altro. Rescia, pressato forte da Turmena. Tondi, lancio in avanti in zona Tuli che la mette giù, il pallone non è uscito, alla fine Bocao senza fronzoli, ancora una volta sul soffitto del Palla L84, rimessa verde e nera da rettificare il punto di battuta secondo il primo arbitro piccolo, indietreggia Tuli. Siqueira, Cuzzolino fuori dai blocchi, ancora Siqueira, si rifugia nuovamente da Tondi, pressione molto alta della meta sul primo portatore di palla dell'84. Cuzzolino, Tuli, Rescia di prima scava il pallone per la possibile corsa di Siqueira che non arriva. Bocao in verticale, Tuli anticipo secco su Anderson, controllo infelice però per il numero 6, capitano quest'oggi dell'84, costruisce la meta. Musumeci, scarico Bocao, palla fuori per Turmena, isolamento con Maxi Rescia, tutto mancino Turmena, vuole il destro, non è il suo piede, pallone abbondantemente out, nessun problema per Fabio Tondi. Cuzzolino, corto Tuli, lato lato Siqueira, lavora per lui Rescia, poi si riparte da Leandro Cuzzolino. Tuli, si prende l'isolamento con Carmelo Musumeci, sempre Tuli, finta di Tuli, Siqueira calcia, Bocao in scivolata, il pallone resta lì, alla fine finisce tra le mani di Pedro Siqueira, lamentava un possibile tocco di mano Lucas Siqueira, ma si gioca. Bocao, scava il pallone Musumeci direttamente sul viso di Tuli, pallone in out. Bocao, Turmena, palla centrale, Bocao, imbucata per Anderson che scivola, Tondi fa su il pallone, si lamenta, riesce per una trattenuta subita dal pivot della metà Catania. Tuli prova a chiudere 1-2 con Siqueira che ci arriva, sfida Bocao, scarico dentro, poi per Tuli che perde il passo, poi va giù nello scontro con Bocao. Nulla da segnalare per i direttori di gara, partita ancora senza falli dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Con calma Lucas Siqueira, rientrato stabilmente in questa stagione nelle rotazioni dell'84 dopo l'infortunio che l'aveva colpito in avvio della stagione passata. Ora chiude bene 1-2 con Tuli, Rescia con spazio, calcia Rescia, molto bravo Pedro Siqueira, poi calcia a sua volta Leandro Cuzzolino al volo col sinistro centrando in pieno Carmelo Musumeci che resta giù. Bomba nella bocca dello stomaco per il capitano della metà Catania della nostra nazionale che fortunatamente si rialza. Prime rotazioni per entrambe le squadre, dentro Lucas Braga per l'84, dentro Pulvirenti, Anas e Silvestri invece per Mister Warrà. Tuli prova a imbucare per Rescia che si era fermato con il contromovimento, Siqueira in avanti, Pulvirenti di testa nella sfida tra numeri 6, il rimpallo di Tuli, occhio da Anas che calcia, deviazione, la trova Rescia che scava il pallone in avanti per la possibile corsa di Braga. Siqueira fa sul pallone e poi un altro lancio in verticale, questa volta impreciso per Giovanni Pulvirenti che non ha l'ascensore, non può arrivarci. Con calma l'84. Verneri che occupano la quinta posizione in classifica, 3 lunghezze dalla Roma. Silvestri anticipo con qualche problema, rimessa verdenera con Rescia che prova a velocizzare le operazioni. Tuli, Cuzzolino, ancora Tuli, lascia lì a Rescia. Tondi, pallone in verticale per cercare Braga che sbuca le spalle di Silvestri, vince il duello. Palla centrale per Tuli che non capisce le intenzioni del proprio pivot. Possesso regalato alla meta, c'era anche il possibile inserimento da parte di Leandro Cuzzolino in quella zona. Siqueira, Salamone in verticale, troppo alto il suggerimento per Anas.
respira così l'L84 che, come dicevamo, occupa il quinto posto in classifica, 3 lunghezze di distanza dalla Roma, che nell'ultima giornata ha perso proprio contro la Meta campione d'Italia. Sarebbe stata un'occasione importante per i verdeneri, quella dello scorso weekend, nel tentativo di agganciare la quarta posizione importante per la corsa playoff. Salamone in verticale, Braga di testa, Tuli lotta, si gira, prova a scavare il pallone! Gol irreale di Tuli che mette avanti l'L84, pallonetto perfetto e 1-0 dopo 4 minuti di gioco. Tuli! Si riparte con l'L84 avanti dopo la perla di Tuli. Gol bellissimo del capitano dell'L84 che ha fissato il punteggio sull'1-0 in favore della squadra di mister Paniccia. Pallonetto perfetto per il numero 6 verdenero. Intanto arriva il primo fallo della partita, scontro tra Raguso e Silvestri. Gioca la Meta che deve recuperare il gol di svantaggio. Anas, isolamento con Braga, rientra Anas, cambio lato, Salamone, sfida Raguso, prova a calciare, Tondi ci mette le mani e poi Rescia arriva sul pallone e lo allontana il più lontano possibile, direttamente da Pedro Siqueira, che pende metri e poi scarica per Salamone. Palla centrale, letta solo per un attimo dalla difesa dell'L84, ancora Salamone, Anas, sfida Rescia, finta di Anas, bella giocata di Anas che se ne va, gli porta via il pallone Coco. C'è il fischio, punizione al limite dell'area, a centimetri dall'area di rigore dell'L84. Bellissima giocata di Anas, suolata e poi esterno, tocco che sembra al di fuori dell'area di rigore, ha rischiato tantissimo Maxi Rescia. Occasione importante invece per la Meta Catania dopo la bella giocata da parte di Anas. Occhio ovviamente al sinistro di Luis Turmena, ha una possibile giocata, Tondi sistema la propria barriera, scalato Coco. Intanto Piccolo va a far notare a Maxi Rescia di stare attento ad appoggiarsi sul palo, c'è il rischio che si sposti la porta. Fatta rispettare la distanza invece della barriera dell'L84. Rincorsa lunghissima per Turmena, possibile scarico anche da parte di Salamone. Attenzione a Pulvirenti in area. Turmena va in porta, c'entra Coco sulla linea, poi Turmena riparte saggiamente da Pedro Siqueira che scava il pallone direttamente in avanti, Rescia di testa allontana il più possibile la minaccia, occasione sventata da Coco Wellington sulla linea, partita vivissima al palo l'84 di Brandizzo. Silvestri scambia con Anas, scappa dalla pressione di Coco e si rifugia da Salamone che gli chiama la giocata a scarico per Pedro Siqueira, prende campo. Palla centrale, Silvestri rischia un po', poi torna da Pedro Siqueira, spazio per Anas, isolamento con Raguso, cambio lato, Salomone calcia con il destro, il numero 8 della Meta, non trovando però lo specchio della porta. Ottima costruzione però della squadra di mister Wanra, liberando questa puntata di Mario Salamone. Poi Silvestri anticipo, Salamone sponda, Anas imbucata, la toccata a Lucas Braga, la rimessa sarà per la Meta. Con calma Mario Salamone, palla sopra verso Anas che l'appoggia direttamente fra le braccia di Tondi che poi va in verticale vedendo la corsa di Coco, controllo complicato ma tiene il pallone sul terreno di gioco. Alla fine il rimpallo favorisce l'L84 dopo che è arrivato a ringhiare col pallone anche Lucas Siqueira. Scarico proprio per il numero 8 che ci riprova, rimpallo è centrato, Weber in panchina.
Coco in verticale da Braga, che deve gestire questo possesso sulle sue tracce. Silvestri, l'ultimo tocco è del pivot dell'84 che deve difendere, prova a giocare veloce Pulvirenti. Cambio lato, Silvestri. Scarico per Pulvirenti, attaccato forte da Coco. Altro giro col possesso tra i piedi per Pedro Siqueira, che ora sale stabilmente nella metacampo offensiva della Meta Catania. Vorrebbe una giocata, palla centrale, Salamone, poi scarico per Pulvirenti, pallone un po' lungo, ci arriva Pulvirenti, solata in angolo, legge tutto però Lucas Siqueira, che prova a sorprendere il fratello tra i pali, che però raccoglie e crea un'altra situazione come quella precedente. Anas, palla centrale, Silvestri, calcia Silvestri, Tondi e poi il palo, Raguso non riesce a controllare. Super occasione per la Meta Catania sulla bella giocata in costruzione col inserimento di Pedro Siqueira, sinistro di Silvestri, neutralizzato prima da Tondi e poi dal palo. Altre rotazioni intanto su entrambe le panchine, sbaglia questa volta però il portiere della Meta, regalando il possesso dell'84. È rientrato Tuli per i verdeneri, dentro nuovamente Turmena e Bocao per la Meta. Tuli vince il duello, ci arriva però Siqueira, che va in verticale cercando Pulvirenti, di testa appoggio, si addormenta Coco, gli passa davanti Salamone, poi scontro durissimo tra Tuli e Salamone col fallo che è di Coco, trattenuta ai danni di Mario Salamone, che poi cadendo ha franato addosso a Tuli, autore del gol del vantaggio. Giallo per Coco Wellington. Resta giù ancora Tuli, si è rialzato invece Mario Salamone. Problema la caviglia per l'autore del gol del vantaggio per l'84. Alta punizione per la Meta, qui rivediamo trattenuta evidente da parte di Coco, poi Tuli entra forte sul pallone. Alla fine lo scontro è duro tra il capitano dell'84 e Mario Salamone. Resta ancora giù Tuli. Molto, molto, molto dolorante, lo vediamo con le mani in volto. Problema alla caviglia sinistra o al ginocchio sinistro per il numero 6 dell'84. Non ci voleva per la squadra di mister Paniccia questo infortunio ai danni di Tuli, considerando la situazione per questa giornata. Come detto, fuori Osico per una brutta febbre che l'ha colpito in questi giorni, fuori anche Murillo Schiocchè per squalifica. Deve andare a sedersi in panchina Tuli, sconsolato mister Paniccia, che capisce il momento che sta vivendo la propria squadra. Applausi per Tuli in lacrime sulla panchina dell'84. Intanto però torniamo in campo, punizione per la Meta Catania con Bocao, Musumeci e Turmena sul punto di battuta. Si rivede anche Podda in campo, che qui ha fatto le fortune dell'84 quando militava ancora in Serie 2. Ancora una volta da sistemare la distanza della barriera dell'84, con Tondi che ha sistemato la propria difesa. C'è il fischio, andrà Carmelo Musumeci direttamente in porta, trovando la deviazione vincente o di Bocao o di Maxi Rescia. Poco importa, perché la Meta ha pareggiato la partita 1-1. Tutto da rifare per l'84, che subisce la beffa oltre al danno. Infortunio per Tuli e gol del pari della Meta Catania. Bomba su punizione di Carmelo Musumeci e pallone che si insacca alle spalle di Fabio Tondi. Intanto rimessa per l'84 con Leandro Cuzzolino sul punto di battuta, che gioca all'indietro per Raguso. Poi campionato buono per Rescia. Cuzzolino, Raguso, Siqueira si rifugia da Tondi, alza la pressione Turmena, Tondi in verticale, buon suggerimento per Lucas Siqueira che lascia lì di testa. Raguso calcia, deviazione di Anderson, provvidenziale, lo sa il pivot della Meta che esulta come se avesse segnato.
e angolo per l'L84 con Mattia Raguso sul punto di battuta. Buona reazione per la squadra di mister Panic dopo il gol del pari della Meta Catania. Raguso direttamente dentro, Anderson con le petto, 2 contro 1 possibile per la meta, spinto da Musumeci. Cuzzolino in scivolata solo sul pallone, grande intervento del 17 argentino dell'84. Poi problema per Carmelo Musumeci che è franato contro il muro del palazzetto. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico della Meta Catania. Molto dolorante anche il capitano della nostra nazionale. Che resta giù. Problema al ginocchio destro per Carmelo Musumeci, sperando che sia solamente la botta contro il parquet e contro il muro del palazzetto. Ancora giù Carmelo Musumeci. Già effettuato il cambio dalla meta. Dentro Mario Salamone. Si può giocare chiaramente con Musumeci fuori dal terreno di gioco. Bocao sul punto di battuta. Palla fuori, Turmena, si mette in ritmo ancora Turmena, scambia con Bocao, palla centrale, Anderson lotta con Resch che gli porta via bene il pallone. Poi lo scava per la possibile corsa da parte di Leandro Cuzzolino, pallone però leggermente lungo, non ci arriva il numero 17 dell'84. Siqueira male per Turmena, regalando il possesso alla sua ex squadra. Si rialza e cammina Carmelo Musumeci, fortunatamente per la Meta Catania e per la nostra nazionale. Luca Siqueira, palla centrale, Rescia Siqueira. Lato lato Cuzzolino. Raguso fuori dai blocchi, scava il pallone per la corsa di Siqueira, legge però Turmena, alla fine Salamone può andare solamente in out. Leandro Cuzzolino sul punto di battuta. Raguso e poi Siqueira. Ancora Raguso. Cuzzolino. Scappa dalla pressione di Bocao. Lato lato Siqueira in verticale per la corsa di Raguso. Legge e provvede Pedro Siqueira lasciando scorrere il pallone. Poi lancio in verticale per la corsa di Turmena con spazio. Turmena su di lui Raguso. Si riparte da Bocao. Calcia Bocao, centra Siqueira. Raccoglie Pedro Siqueira. Scava il pallone per Salamone che avrebbe voluto la palla addosso. Respira ancora una volta nell'84. Rescia Cuzzolino in verticale da Braga che dovrà trovare un gran lavoro in queste fasi di gioco in cui va a prendere la posizione da pivot. C'è bisogno per la squadra di mister Panic di prendere tempo e metri preziosi. Pronto Siqueira sul punto di battuta per la rimessa laterale in favore dell'84. Si riparte, Rescia lascia lì per Cuzzolino, doppia finta, poi palla in verticale, cercare il taglio possibile o di Siqueira o di Braga. Entrambi rimasti i blocchi di partenza, respira la meta che gioca. Turmena. Aspetta l'84. Bocao. Salamone, Bocao in verticale da Anderson, prova a girarsi, sempre Anderson su Rescia che gli blocca la strada, poi sbagliato lo scarico, vince il duello Siqueira, tocco di Anderson e punizione in favore dell'L84. Primo fallo della meta, chiede subito scusa il pivot numero 27, gioca l'84, anzi no, c'è da fischiare. Rescia, Cuzzolino, prima linea molto alta della meta, Cuzzolino scava il pallone bene per Siqueira, rinnova il duello con Anderson, Braga, lavora per lui Siqueira, calcia Braga, direttamente in out, nessun problema questa volta per Pedro Siqueira che gioca corto per Turmena. Bocao alza il pallone, lo lascia scorrere Siqueira, non passa su di lui Anderson, ancora Siqueira dopo il tocco veloce di Tondi, sbaglia Siqueira. Salamone con tanta esperienza ed un brivido lascia scivolare il pallone direttamente in out, sarà rimessa per la meta. Bocao centrale, Salamone, lato a lato Turmena.
Bocao in verticale sulla diagonale, pallone complicato da gestire per Giovanni Pulvirenti, top scorer della Meta Catania in questo campionato. Per lui 20 centri come Maxi Rescia dall'altro lato. Coco, pisata per Cuzzolino, buon anticipo di Bocao su Lucas Braga. Ancora Coco, lascia lì a Cuzzolino che scappa dalla pressione di Salamone, poi Bocao, bell'anticipo su Lucas Braga. Fischiato un fallo contro l'84, trattenuta di Lucas Braga ai danni di Bocao, che era comunque riuscito ad intervenire sul pallone rilanciando anche i propri compagni in campo aperto. Per questo si lamenta il centrale dei campioni d'Italia, tant'è che si ripartirà con la punizione nella metà campo difensiva della Meta. C'è bisogno però dell'ingresso dello Spazzolone sul terreno di gioco. 1-1 al palla 84 di Brandizzo quando ci avviciniamo alla metà della prima frazione, equilibrata fino a questo momento. Ha aperto le danze Tuli con un gol bellissimo, ha risposto poi Carmelo Musumeci, entrambi infortunati durante la partita. Intanto Siqueira in verticale però direttamente in out, nessun problema per Carmelo Musumeci, che si è subito rialzato ed è tornato a prendere posto sulla panchina della Meta Catania. Qualche problema in più invece per Tuli, che però sembra essersi ristabilito, lo vediamo ok sulla panchina dell'84. Problema di falli intanto per il Crono Precai. 4-2 come era segnato sul tabellone, invece sono 4 quelli dell'84, solo uno quello della Meta Catania, quello di Anderson di pochi istanti fa. Time out intanto chiesto da mister Paniccia, stop sul parquet, stop anche per noi. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre. 1-1 al palla l'84 di Brandizzo tra L84 e Meta Catania. Quando mancano 10 e 30, poco meno, alla fine del primo tempo, fin qui molto equilibrato. Abbiamo visto intanto nel time out Tuli provare a muoversi sulla panchina dell'84. Intanto Braga lavora bene su Silvestri, sempre Braga, scarico Rescia, si mette in ritmo, Rescia passa, prova a calciare, ci arriva però bene Pedro Di Siqueira in uscita, chiudendogli tutto lo specchio. Rimessa per l'84, uscita bene dal time out. Palla centrale, Siqueira vola ad annullare la possibile conclusione da parte di Lucas Braga. Sarà un'altra rimessa per l'84 con Mattia Raguso sul punto di battuta. All'indietro per Maxi Rescia. Raguso centrale, Rescia in verticale per Coco. Prova ad imbucare per Raguso, preso però in controtempo, si stava fermando per farsi lasciare il pallone per la conclusione. Alla fine ha avuto ragione Pod lasciando scorrere il pallone. Bella giocata di Anas, che poi vuole andare in verticale, pallone imprendibile per Giovanni Pulvirenti, preso un'altra volta in controtempo. Respira l'84. Coco in verticale, Braga regge questo pallone solo per un attimo, funziona la pressione di
Silvestri. Podda pronto a giocare. Siqueira scava il pallone bene centralmente per Podda, altro scavetto e poi rescia di testa, anticipo Silvestri su Raguso, palla centrale, Pulvirenti scappa dalla pressione di Coco, sempre Pulvirenti prova a girarsi, lo fa solo per un attimo, passa bene in mezzo a due Pulvirenti fino in fondo, provvidenziale l'intervento di Maxi Rescia in scivolata che resta giù, Tondi allunga direttamente in out il pallone. Problema alla mano per Fabio Tondi nel contatto di pochi istanti fa sull'uscita puntuale del portiere dell'84 a sradicare il pallone dai piedi di Giovanni Pulvirenti, che va a restituire la sfera proprio a Fabio Tondi. Braga, gabbia attorno a lui, sempre Braga, lotta, l'ultimo tocco è di Anas, la rimessa è per l'84. Coco sul punto di battuta. Sbaglia Coco, inciampato sulla panchina della meta, transizione per Anas che va dentro da Podda, che parata di Tondi sul secondo palo, richiamata la panchina della meta che intanto però gioca. Anas, pisata per Silvestri, messo in difficoltà, Podda non può controllare, è successo un po' di tutto nell'ultimo frangente, ottima transizione di Anas, bella imbucata, paratissima di Tondi su Podda che l'ha presa lì dove fa più male, motivo per cui rimane a terra il portiere dell'84. Ha provato a spiegarsi, non inquadrata la panchina della meta sullo scivolone di Coco Wellington. Non toccato forse da un dirigente della meta, bensì scivolato sul una chiazza d'acqua lasciata dopo il time out dai giocatori campioni d'Italia in carica. Si è ristabilito fortunatamente Fabio Tondi, si tocca ancora il ginocchio invece Carmelo Musumeci. Tuni invece si è seduto sulla panchina dell'84. Coco, stop, pallone che però è uscito. Errore in fase di costruzione per l'84 che deve difendere. Anas, Pulvirenti, palla centrale, pallone resta lì! E Anas la ribalta a 9 minuti dalla fine, puntata di sinistro da dentro l'area di rigore per il 3 della Meta Catania che fa 2-1. Tutto da rifare per l'84 che ora si trova sotto per 2-1. Cuzzolino lascia lì per Siqueira, spara, ci arriva però bene Pedro Siqueira in tuffo nella sfida tra fratelli. Gran parata del portiere della Meta Catania che tiene i suoi avanti. Coco centrale per Raguso, legge Pulvirenti che prova addirittura a calciare andando molto lontano dalla porta difesa da Fabio Tondi, che lascia lì per Coco. Siqueira in verticale, Cuzzolino versione pivot regge questo pallone sulla pressione di Silvestri, pallone che però è uscito, sarà rimessa per la meta con Anas, autore del gol del 2-1. Sul punto di battuta si gioca con Pedro Siqueira in verticale, in angolo da Podda, mette giù, Podda dentro, il pallone però è uscito secondo il secondo arbitro Colombo, sarà rimessa per l'84 con Podda che aveva cercato l'imbucata centrale non trovando però nessuna maglia amica. Coco attaccato forte da Pulvirenti, troppo forte, fallo per l'84, si dispera Pulvirenti che era andato abbastanza leggero con le braccia, bravo Coco a prendere un fallo prezioso, il secondo della Meta Catania in questa prima frazione di gioco. Coco in verticale per Cuzzolino, anticipo Silvestri, pallone a metà, Anas si mette in ritmo, vuole imbucare, non ci arriva Podda, resta giù Silvestri nel contatto precedente, va a accumulare giustamente il fallo il primo arbitro piccolo. Sono 5 quelli dell'84 che arriva in bonus a 8:20 dal suono della sirena. Con Siqueira che va a sincerarsi delle condizioni di Maurizio Silvestri, stinco contro stinco per il 5 della meta e l'8 dell'84, ha avuto la peggio il giocatore campione d'Italia in carica. Si ripartirà con la rimessa del fondo per l'84 dentro Turmena per
Podda e Bocao chiaramente per Silvestri. Come detto, cumulato il fallo di Lucas Siqueira, sono 5 quelli dell'84 che dovrà gestire, 8 minuti e 20 in bonus. Coco, Siqueira, Tondi in verticale a cercare l'inserimento di Raguso, poi sponda Coco, 1-2 con Mattia Raguso, altra imbucata, Siqueira lotta e vince il rimpallo, poi va giù, punizione per l'L84, fallo di Anas su Lucas Siqueira, poi Raguso va a litigare con Anas, vorrebbero un giallo i giocatori dell'L84, giallo che arriva per Raguso e giallo anche per Anas. Qua rivediamo l'intervento di Anas ai danni di Siqueira con Bocao che prende il pallone, poi Anas va a calciare leggermente Siqueira da dietro, fallo che ci sta, poi giallo per Raguso e Anas per la doppia reazione di pochi istanti dopo. Giallo in panchina anche per Tuli che era andato a protestare in maniera veemente ai danni del Cronoprecai. Un po' di caos sul parquet, si ripartirà quindi con la punizione in favore dell'L84. Deve uscire Lucas Siqueira perché è entrato il medico verdenero a sincerarsi delle condizioni del numero 8. Rotazione breve credo per Maxi Rescia, esclusivamente per la punizione, sul cui punto di battuta c'è Leandro Cuzzolino. Occhio al sinistro del 17 dell'84, attenzione anche a una possibile giocata con Raguso e Coco Wellington. Ricapitolando alla fine di questo minuto concitato sul parquet, giallo per Anas, giallo per Siqueira per la scaramuccia di pochi istanti fa e giallo per Tuli. Ma quello che importa è che sarà punizione per l'L84 da una posizione molto interessante sul mancino di Leandro Cuzzolino. Coco finta, Cuzzolino scarico, Raguso calcia sul primo palo, non trovando la deviazione in spaccata di Maxi Rescia, respira Pedro Siqueira che gioca subito in verticale per Anas che scappa dalla pressione di Raguso, gliela sporca solo per un attimo, poi Bocao in verticale, centra Rescia, Turmena sul soffitto del pala l'84 di Brandizzo e rimessa laterale per l'84. Raguso rischia qualcosa, Turmena fra le braccia di Tondi. Rescia, controllo complicato, deve andare per forza in verticale regalando il possesso alla metà Catania. È rimasto in campo Maxi Rescia dopo l'uscita di Lucas Siqueira. Pedro Siqueira, Bocao in verticale, male con il destro, possesso regalato all'84, fuori Coco, dentro Siqueira. Tondi in verticale da Raguso che controlla, poi lato lato per liberare Siqueira, guarda la porta e calcia, ci mette le mani però bene Pedro Siqueira. Anas scarico, Bocao, Pulvirenti con l'esterno, bella idea in verticale, non ha però il motorino Anas che non può arrivarci. Lucas Siqueira in verticale a cercare il possibile inserimento da parte di Maxi Rescia, era uscito dai blocchi invece Leandro Cuzzolino. Turmena, isolamento con Raguso, scappa dalla soppressione, poi Bocao sul cambio di lato, Pulvirenti perde il duello, Cuzzolino non controlla, Bocao senza fronzoli a scaraventare la minaccia il più lontano possibile direttamente sul soffitto del Palamaggiore. Sarà rimessa laterale ancora una volta per l'L84. Rescia con calma col pallone in mano,
Lo lascia Leandro Cuzzolino per questi ultimi 7 minuti di gioco nel primo tempo. Meta Catania avanti per 2-1 al palla all'84 di Brandizzo. Siqueira. Scarico corto Raguso che scava il pallone per Rescia, che però non ha l'ascensore, non può arrivare sul suggerimento del proprio compagno. Bocao in verticale, sfiora Rescia, anticipo Raguso, Cuzzolino solo, deve reggere questo pallone, abbracciato da Salamone in maniera molto evidente, punizione per l'84, ingenuità da parte di Mario Salamone con Cuzzolino che aveva zero ritmo, abbraccio molto evidente da parte del numero 8 della Meta. Altra punizione per l'84, quarto fallo per la Meta Catania. Fuori Siqueira e dentro Coco per un'altra possibile giocata da palla inattiva. Coco pronto ad uscire dai blocchi, sul punto di battuta Mattia Raguso, si stacca Leandro Cuzzolino. Calcia in porta Raguso, ci arriva Pedro Siqueira, poi Cuzzolino appoggio per Coco. Fortissima l'uscita di Pedro Siqueira su Coco Wellington che non può nulla. Buona lettura da parte del portiere della Meta. Palla sopra per Cuzzolino, un po' lunga, calcia di controbalzo, il pallone però era già uscito. Sarà semplice rimessa laterale per la Meta Catania che continua a difendere molto bene le situazioni da palla inattiva. Suona la sirena, time out chiesto da Mister Wanra a 6:36 dalla sirena finale del primo tempo e quindi stop sul parquet, stop anche per noi. Suonata la sirena, squadra in campo per gli ultimi 6:36 effettivi da giocare al palla L84 di Brandizzo tra L84 Torino e Meta Catania con Luis Turmena sul punto di battuta. Meta Catania sempre avanti per 2-1, la decidono fin qui Carmelo Musumeci e Danas. Anderson lotta con Raguso, si gira Anderson, scarica Bocao, Turmena, sfida tra 17, Turmena, calcia! Che gol di Luis Turmena che la spara sotto l'incrocio dei pali a 6:24 dalla fine del primo tempo e 3-1 Luis Turmena. Non ha esultato uno dei tanti ex di turno dopo un gol straordinario che ha messo avanti la Meta di 2 reti, tutto da ricostruire per l'L84. Gol bellissimo di Turmena che ha fatto quello che sa fare meglio, prendersi lo spazio e far partire il suo sinistro. Intanto Pedro Siqueira da Raguso che lascia lì male il pallone per Anderson. Turmena in ritmo, scarica per Anderson che non aveva seguito le intenzioni del proprio compagno, respira l'84. Resce centrale con un po' di spazio. Cuzzolino, isolamento con Salamone. Prova a calciare Cuzzolino, centra Salamone, angolo per l'84 che prova a scuotersi dopo il doppio vantaggio della Meta Catania. Palla centrale per Rescia che ci ha provato in acrobazia a segnare un gol bellissimo cercando di rubare lo scettro a Luis Turmena.
che ora gioca al limite del controfallo. Pallone in verticale, Anderson fuori dai blocchi, regge questo pallone, lavora per lui Bocao. Cambio lato Turmena. Bocao non può tornare da Siqueira, Bocao si mette in difficoltà e alla fine deve trascinarsi il pallone direttamente in out. Mancava uno scarico all'ultimo della metà Catania per riuscire a giocare questo pallone. Siqueira intanto sul punto di battuta. Palla fuori, Rescia. Siqueira attaccato forte da Turmena, Rescia scarico per Cuzzolino che lotta con Bocao. Poi Rescia centrale, Anderson direttamente in out senza fronzole a difendere la zona pericolosa per la metà Catania. Siqueira cambio lato, Raguso con spazio, guarda la porta Raguso e prova a calciare. Intanto richiamati Salamone e Cuzzolino ancora una volta per un abbraccio di troppo all'interno dell'area di rigore della metà Catania. Non c'è stata deviazione sulla conclusione di Mattia Raguso. Se la ridono Salamone e Leandro Cuzzolino. Un po' di rotazioni per la meta, dentro Silvestri ed Anas nuovamente, dentro anche Lucas Braga per l'84. Anas controllo infelice, il pallone è uscito secondo Siqueira, non secondo l'arbitro. Ci ha provato di testa Anderson, la tenuta Fabio Tondi. Siqueira lotta Braga, si riparte da Rescia, esterno in verticale, anticipo secco Silvestri che prova a calciare, deviazione, Tondi la fa sua. In verticale da Leandro Cuzzolino, prova la giocata su Silvestri, passa, la rimessa è per l'84 secondo il primo arbitro piccolo, qualche dubbio resta ma si gioca. Siqueira prova a imbucare, poi Rescia, Braga, si gira Braga, non può calciare con il pallone sul sinistro, calcione da parte di Salamone che sta rischiando tanto. Altro fallo per l'84, il quinto della metà Catania e giallo per Mario Salamone. Calcio evidente ai danni di Lucas Braga che era chiuso da due uomini, completamente girato. Punizione quindi per l'84, 5 falli a testa come detto, entrambe le squadre in bonus a 4:37 dal suono della sirena del primo tempo. Attenzione a tutti gli 1 contro 1 di questo finale di prima frazione. Rescia sul punto di battuta, Braga appostato dentro l'area di rigore, Coco Wellington sul cambio di lato. Cuzzolino, scarico per Coco, giocata, Coco! Vola Pedro Siqueira a toglierla da dentro la porta, paratissima del portiere della metà Catania sulla super giocata di Coco Wellington. Che parata di Pedro Siqueira, angolo per l'84. Intanto c'è bisogno dell'ingresso dello spazzolone sulla scivolata da parte di Bocao. Resta in avanti l'84 in questo frangente. Leandro Cuzzolino sul punto di battuta. Palla fuori per Rescia, scambia con Cuzzolino di prima, Coco, trenino per Rescia, calcia poi Bocao e alla fine Siqueira rischiando qualcosa, allunga in calcio d'angolo con il pallone che danzava sulla linea della rigore. Ha fatto bene andarci con i piedi e non con le mani. Palla centrale, Bocao la trova, poi Coco lascia scorrere, va giù Bocao cercando il sesto fallo, sarà semplice rimessa per l'84. Palla dentro, ancora Bocao e poi Siqueira se la trova in mano. Anas, isolamento con Rescia, sempre Anas, prova a calciare, ci mette bene il piede Maxi Rescia. Possesso per la metà Catania con la rimessa laterale vicina parente di un calcio d'angolo. Pulvirenti sul punto di battuta, palla centrale per Anas che la manca di qualche centimetro, preso invece in controtempo Silvestri, l'agguato dentro l'area di rigore. Siqueira, Cuzzolino, poi pallone in verticale per Braga che lo regge bene, scambia con Siqueira, in ritmo Siqueira, super intervento da parte di Silvestri che alla fine non riesce a mantenere il possesso del pallone. Gran difesa del numero 5 della metà Catania con Siqueira che si sarebbe trovato a tu per tu col fratello.
Intanto c'è bisogno dell'ennesimo ingresso dello spazzolone. Resta in avanti nell'84 a 4 minuti, poco più dalla fine del primo tempo. Primo tempo che ha visto una Meta Catania molto cinica in fase realizzativa, con un gol bellissimo, quello di Luis Turmena, poi 2 reti costruite con intelligenza da parte della squadra di mister Warra, sia quello di Anas che quello di Carmelo Musumeci. Aveva aperto le danze invece Tuli con un pallonetto delizioso in avvio di gara. Si ripartirà con la rimessa laterale in favore dell'84 con Leandro Cuzzolino sul punto di battuta. Braga in agguato dentro l'area di rigore. Palla fuori per Siqueira. Prova a prendere spazio, vuole giocare poi con Braga per trovare una combinazione a 2. Alla fine ci ha messo il piede Pulvirenti. La rimessa è per l'84 con Siqueira che riparte da Rescia. Cuzzolino sfida con Silvestri, sempre Cuzzolino. Finta di Cuzzolino, cerca spazio, poi sgasa sulla banda di destra, ancora Cuzzolino, gliela porta via molto bene Bocao. La rimessa è per la Meta Catania. Bocao va al cambio dentro Podda con la Meta che respira e Silvestri è pronto ad incaricarsi della rimessa. Direttamente da Pedro Siqueira, che scava il pallone in angolo per Pulvirenti, che ancora una volta non ha l'ascensore, non può arrivarci. Voleva giocare con velocità nell'84, appoggio di mano impreciso di Lucas Siqueira per Tondi. Ora gioca Siqueira, pressione forte di Pulvirenti. Rescia, attacco in verticale, Silvestri anticipo, poi Podda, giocata di suola, scarico per Pulvirenti. Podda. Sempre Podda, scava il pallone in verticale, lo orpiona solo per un attimo Siqueira. 3:20 alla fine, possesso a Meta Catania. Silvestri da Pedro Siqueira. Pallone in angolo per Pulvirenti, centrale, Podda controlla, scarico, impreciso, poi il pallone resta lì dopo il rimpallo con Maxi Rescia. Cuzzolino, Siqueira. Rischia su Pulvirenti ma passa bene. Poi prova a cambiare lato per Maxi Rescia che si era fermato in una zona preventiva. Applausi comunque per Lucas Siqueira. Meta Catania sempre avanti 3-1 a 3 dalla fine. Podda non riesce col tacco a far proseguire il pallone. Fuori Rescia e dentro Mattia Raguso. Fuori anche Siqueira e dentro Coco Wellington. Raguso Coco, Cuzzolino, centrale Raguso con un po' di spazio. Braga, lascia lì a Cuzzolino. Isolamento con Anas, poi diagonale letta bene da Silvestri che spinge la transizione. Prova a calciare Silvestri, Tondi in 2 tempi la fa sua. Coco. Cambio lato, Braga scava il pallone su Silvestri, scontro regolare per i direttori di gara. Pod lascia saggiamente scorrere il pallone direttamente in out. Provato anche qui Braga a recuperare il possibile tiro libero. Intanto giallo in panchina per Tornatore. Qualche parola di troppo col primo arbitro Piccolo. Si gioca Silvestri in verticale, controllo Pulvirenti, scappa dalla pressione di Leandro Cuzzolino. Sbaglia però Pulvirenti, Cuzzolino raccoglie fino in fondo, spara salve col sinistro, divorandosi il gol del possibile 3-2. Che occasione per l'84. Intanto recupera Coco che prova a sgasare, Raguso calcia male, Siqueira vorrebbe ripartire, Coco gli sbarra la strada e poi va in verticale da Anas che mette giù col petto, sterzata.
Silvestri, ultimi 2 minuti di gioco. Sempre Silvestri vuole il fondo, Pulvirenti scava il pallone, Tondi fa sulla sfera e poi manda in campo aperto Cuzzolino. Scarico Coco, 4 contro 3 possibile per l'84. Coco da Raguso, palla centrale, Braga non la controlla, va giù. Tergichistrallo con Anas che prova a spingere la transizione. Podda di prima intenzione col sinistro. La letta Leandro Cuzzolino che ci ha messo bene il corpo. Fuori Braga, dentro Lucas Siqueira, fuori Cuzzolino, dentro Maxi Rescia. Bocao sul punto di battuta, gioca con Anas, poi scarico per Pedro Siqueira a campo di campo. Palla in verticale, colpetto, Lucas Siqueira ad allungare direttamente in out, rimessa per la Meta Catania che prova a rimanere avanti in questi ultimi 90 secondi di gioco. Bocao, tocca Coco, Anas lascia scorrere e fa passare secondi. Podda sul punto di battuta. Siqueira. In verticale, Pulvirenti di prima, bene per Podda. Controllo in palleggio, sempre Podda che però si è trascinato la sfera direttamente in out. Siqueira, Tondi deve andare per forza in verticale, prima linea molto alta della meta che mette in difficoltà la prima fase di costruzione dell'L84. Altro giro dalla rimessa per Podda. Pedro Siqueira. Centrale, Podda controlla, va in angolo da Pulvirenti che guarda la porta e la mette in buca d'angolo. Poker della Meta Catania con Giovanni Pulvirenti che fa 21 in Serie A e soprattutto 4-1 al palo dell'84. Pocherissimo Meta in questo finale di primo tempo che prova già a mettere la parola a fine o comunque un macigno sulla partita. Strada in salita per l'L84 nella seconda frazione di gioco. È chiaro però che nel calcio 5 può succedere veramente di tutto. Coco lascia lì a Siqueira, calcia Siqueira non trovando lo specchio della porta. L'L84 costruisce ancora una volta molto bene senza però impensierire Pedro Siqueira. In verticale, Tondi con le mani da Coco e poi palla centrale per Raguso che scappa dalla pressione di Anas. Esterno Rescia per Lucas Siqueira, Pedro Siqueira anticipo con Calma Olimpica, poi sbaglia Coco da Lucas Siqueira, non può calciare, si riparte da Coco, usa il corpo per girarsi, sempre Coco dentro l'area da Rescia, scarico Siqueira, prova a calciare col sinistro, non è il suo piede, palla alta sopra la traversa. 22 secondi alla fine, 4-1 per la Meta Catania. Bocao, Anas, Bocao in verticale direttamente in out. Dentro Cuzzolino per gli ultimi 17 secondi di gioco. Punta Cuzzolino, doppia finta, Anas gliela porta via, 1 contro 0 quasi, Anas calcia forte col sinistro non trovando né lo specchio né la deviazione. Bella giocata ancora per Anas, tanto risale il campo dell'84, 5 secondi, Cuzzolino prova a imbucare, non passa il pallone. Sono 3 i secondi che mancano alla fine della partita del primo tempo, poco più. Coco si mette in ritmo, calcia Coco, centra Bocao, suona la sirena, finisce qui la prima frazione di gioco tra l'84 e Meta Catania, campioni d'Italia in carica, avanti per 4-1 al palo l'84 di Brandizzo. Noi ci sentiamo dopo l'intervallo.
Futsal People, siamo tornati in diretta dal Pala L84 di Brandizzo, dove è tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco tra L84 Torino e Meta Catania, campioni d'Italia in carica che guidano per 4-1 dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. Una meta super nel primo tempo qui al Pala L84 di Brandizzo, una meta cinica che ha saputo sfruttare al meglio tutte le occasioni create, trovando due buone conclusioni da palla inattiva, un gol bellissimo di Luis Turmena e poi il sigillo numero 21 in stagione di Giovanni Pulvirenti. Vedremo se l'84, che ha stappato la partita con il bellissimo pallonetto di Tuli, saprà provare a rientrare in questa partita. 20 minuti per tentare l'aggancio alla meta, che ha invece 20 minuti per gestire 3 reti di vantaggio. Tutto pronto sul parquet, si attende solo l'ok da parte della terna arbitrale del fischio, che sancirà l'inizio del secondo tempo. Primo giro al pallone che verrà dato da Anderson, con la meta che andrà a gestire il primo possesso della seconda frazione di gioco. Via, si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo di L84 Meta Catania. Pedro Siqueira scava il pallone un po' corto per Salamone, che alla fine deve scaraventarlo direttamente sul soffitto del palazzetto. Incomprensione tra Pedro Siqueira e Mario Salamone. Gioca l'84. Pallone raccolto da Pedro Siqueira, si riparte. Turmena. Bocao di prima in verticale, troppo lungo il suggerimento per Anderson, lascia scorrere poi Maxi Rescia. Cuzzolino Rescia. Siqueira, Tondi, attaccato da Salamone, deve andare in verticale Braga, vince il duello con Bocao e poi lo punta. Braga, calcia Braga con il destro, non andando lontano dall'incrocio dei pali. Primo squillo del secondo tempo sul piede forte di Lucas Braga. Salamone, scarico dopo l'attacco forte di Lucas Siqueira e l'84 guadagna possesso e metri. Palla fuori, Siqueira calcia col destro, alto ancora una volta sopra la porta del fratello, che va in verticale da Salamone, attaccato forte da Siqueira e Cuzzolino. Alla fine il doppio rimpallo favorisce nell'84, l'ultimo tocco è di Mario Salamone, la rimessa è verde-nera. Lato lato per andare da Leandro Cuzzolino. Pallone in verticale, impreciso per Lucas Braga, che si aspettava il suggerimento addosso. Gioca la meta con Turmena. Pedro Siqueira, si stacca Lucas Siqueira, pallone per Turmena. Suggerimento di ritorno leggermente troppo alto, provato a tenerlo in campo con la spalla Luis Turmena. Rescia Cuzzolino. Siqueira sul cambio lato, pallone in verticale per Lucas Braga, fuori dai blocchi, prova la giocata su Bocao che lo porta fuori dal campo, ma si gioca. Turmena. Isolamento con Braga, rientra Turmena, guarda anche la porta, finta di Turmena. Rinnova l'isolamento con Braga, sempre Turmena, altra finta, vuole il destro, calcia Turmena! Vola Fabio Tondi a dire di no all'ex compagno. Super parata di Fabio Tondi sulla bella giocata di Luis Turmena. Bocao pronto sul punto di battuta, angolo per i campioni d'Italia. Palla corta, scambio tra i due. Poi la conclusione da parte di Turmena, murata da Lucas Siqueira in scivolata. Costruito ancora una volta bene da palla inattiva la meta, trovando però l'opposizione di Lucas Siqueira. Salamone in verticale, anticipo Rescia, pallone impreciso però per Leandro Cuzzolino. Pedro Siqueira raccoglie e si mette in moto. Bocao. Turmena, rinnova il duello con Braga. Rientra Turmena, scarico per Bocao. Calcia Bocao! Scheggiando la traversa, non l'ha toccata Tondi, occasionissima per la meta. Sulla bomba da parte di Bocao, solo bacio alla traversa per il 14 dei campioni d'Italia. Siqueira in verticale, pallone però irraggiungibile per Lucas Braga. Respira Pedro Siqueira.
Siqueira in verticale verso Anderson, colpo di testa innocuo per Tondi che va subito in verticale, anticipo Boccao, palla a metà strada, Cuzzolino la mette giù, Siqueira esterno per andare da Rescia, poi Cuzzolino, Siqueira rientra su Anderson, scarico per Cuzzolino, prova a scappare, palla centrale per Braga, poi Siqueira congela il possesso all'84, sfida tra Boccao e Cuzzolino, Rescia prova a mettersi in ritmo per calciare, rinviene Anderson, l'ultimo tocco di un giocatore dell'84 secondo il primo arbitro piccolo, credo da parte di Maxi Rescia, sconsolato insieme a Lucas Siqueira, pronto a giocare invece Luis Turmena. Pallone direttamente in verticale sulla pressione alta dell'84 che può respirare. Tondi lascia lì a Cuzzolino, Siqueira centrale, si gira, prova ad andare in verticale, abbraccio di Boccao ai danni di Lucas Braga, visto dal primo arbitro piccolo. Primo fallo della seconda frazione di gioco, fa segno di no Boccao che se la ride, proteste per Giovanni Pulvirenti e Mario Salamone. Punizione invece per l'84. Sistema il pallone Leandro Cuzzolino che potrebbe anche andare direttamente verso la porta di Pedro Siqueira. Braga e Rescia all'agguato dentro l'area di rigore della metà Catania. Raguso in preventiva. Prova a dirigere la propria difesa mister Wanra, c'è il fischio. Va in porta Cuzzolino, centra la barriera, poi scarico Raguso, in ritmo calcia Raguso, centra Pedro Siqueira e poi Silvestri allunga direttamente in out, esulta il portiere della meta che si è fatto il più grande possibile sul primo palo. Bella parata e punteggio inchiodato sul 4-1. Palla centrale, si oppone ancora una volta Pedro Siqueira con l'aiuto di Maurizio Silvestri, altro giro dal corner per Mattia Raguso. Palla sopra verso Rescia, calcia al volo, centra Pulvirenti, altro angolo per l'84, si cambia lato, Leandro Cuzzolino sul punto di battuta. Cuzzolino sopra per Raguso, Anas legge e allunga solamente in fallo laterale. Raguso sul punto di battuta. Cambio lato per cercare Cuzzolino, tocca solo per un attimo Anas, poi Cuzzolino. Duello con Pulvirenti, palla centrale, Braga non l'arpiona ma il rimpallo diventa buono solo per un attimo per Rescia, Boccao saggiamente da Pedro Siqueira. Silvestri sponda, Boccao. Silvestri, attaccato da Cuzzolino che gliela porta via, poi scavetto di Rescia per provare ad accelerare. Raguso vince il rimpallo, Rescia non riesce a calciare, poi si lotta, l'ultimo tocco di Anas che passa su Braga che commette fallo ai danni del numero 3 accesissimo della meta in questo pomeriggio al pala l'84 di Brandizzo. Primo fallo anche per l'84 con Podda sul punto di battuta. In verticale a cercare Giovanni Pulvirenti, mette giù sponda, Anas prova a passare su Coco, scava il pallone, Pulvirenti dentro per Silvestri che non riesce a trovare l'impatto col pallone, l'ha toccata un giocatore dell'84, bellissima costruzione della meta, palla centrale e poi forse Cuzzolino, forse riesce a dire di no a Silvestri, poi ci prova Podda, respinto da Rescia, transizione spinta da Cuzzolino, scivolata di Anas, Cuzzolino inciampa nel pallone e poi si gira bene sempre Cuzzolino, troppo duro Pulvirenti che la tocca da terra con una mano, punizione per l'84. Sempre Leandro Cuzzolino sul punto di battuta, è difficile pensare a una conclusione diretta verso la porta, infatti si gioca per Coco Wellington. Cuzzolino, Raguso, pressione forte da parte di Podda, Cuzzolino scappa dall'attacco palla di Pulvirenti, poi Tondi, Coco in verticale, Rescia, Coco, Raguso di prima per Rescia, pallone direttamente in out, nessun problema per la meta che continua a
protrarre questa super fase difensiva. Siqueira, sguardo in avanti e pallone che segue lo sguardo, in angolo, Pulvirenti in sponda, sulle gambe di Leandro Cuzzolino, con la meta che guadagna la rimessa e metri preziosi. Anas sul punto di battuta. Lascia lì a Silvestri. Poi cambio lato per andare da Podda. Isolamento con Raguso. Passa Podda. Doppia finta. Poi prova a sgasare sulla banda di destra. Podda vuole il fondo. Lo ottiene. Palla centrale che attraversa tutta l'area di rigore dell'84. La rimessa sarà proprio per la squadra di mister Paniccia. Scaramuccia tra Pulvirenti e Cuzzolino, ma si gioca. Sempre Cuzzolino in angolo, attaccato forte da Pulvirenti, passa Cuzzolino, palla centrale per Raguso, si distende nell'84 con Raguso che prova a cambiare lato cercando Maxi Rescia, super intervento difensivo da parte di Anas. Ecco Rescia, palla centrale, Raguso sbaglia l'appoggio e regala il possesso alla Meta Catania. Prova ad aprirsi la partita in questo quinto minuto. Palla sopra per Anas, calcia Anas, Tondi in due tempi la fa sua. Cuzzolino, Coco, palla centrale, Rescia, Raguso, Cuzzolino, sfida Anas. Coco, attaccato forte da Silvestri, si gira Coco, si riparte, poi da Raguso. Cuzzolino, lato lato Rescia, centrale Cuzzolino. Coco, in verticale per Rescia, controlla ma non riesce a calciare, si riparte da Raguso. Cuzzolino. Coco, fase di possesso prolungata per l'84, isolamento di Coco con Silvestri, tunnel di Coco, non c'è fallo, semplice rimessa laterale per l'84, che è giocata di Coco Wellington. Cuzzolino riparte da Mattia Raguso. Rescia, Fabio Tondi, prende campo. Poi scarico per Cuzzolino, scavetto, Raguso con calma si gira, torna da Cuzzolino, passa bene su Silvestri, Cuzzolino, palla centrale per Rescia, si oppone bene Giovanni Pulvirenti, poi Silvestri raccoglie, alla fine però non riesce a tenere il pallone sul terreno di gioco. Bella giocata al biseleste tra Cuzzolino e Rescia, sbattuti però sulla difesa forte della Meta Catania. Podda lascia scorrere direttamente da Pedro Siqueira. In verticale, pallone molto alto in zona Pulvirenti che lo mette giù direttamente tra le braccia di Tondi, che va in verticale per Rescia, sfida tra numeri 5, rientra Rescia, scarico per Raguso. Sbaglia l'appoggio per Cuzzolino, Pulvirenti si invola, scarico centrale, Turmena, finta e poi va giù, non c'è niente per i direttori di gara, taglia fuori di Coco, giudicato regolare. Poi lo scontro tra Turmena e Tondi ha fatto male ad entrambi, con Turmena che è franato addosso al portiere dell'84, taglia fuori di Coco al limite della legalità, giudicato non falloso. Poi chiaramente Tondi si è visto franare addosso Luis Turmena. Problema al costato per Fabio Tondi. Dopo lo scontro con Luis Turmena si può giocare però. Cuzzolino in verticale da Pedro Mendes, appena entrato non controlla. Primi minuti della sfida per Pedro Mendes, che si prende subito gli applausi del Pala l'84 di Brandizzo, lui che è cresciuto proprio qua. Turmena mette giù, calcia Turmena, Tondi in due tempi, la fa sua e poi va subito in verticale da Lucas Siqueira. Prova ad andare dentro cercando Mendes, che aveva attaccato però il secondo palo, schiacciandosi sulla porta di Pedro Siqueira. Salamone in verticale, Cuzzolino di testa, lascia lì per Coco, 2 contro 1. Coco, scarico per Siqueira che non riesce a calciare col sinistro. Occasione importante per l'84. Che ancora una volta però è sprecona sotto porta. Turmena, Salamone in verticale, esce Tondi che va quasi in porta. Nessun problema per Pedro Siqueira.
Si scalda anche Mateus Dias sulla panchina dell'84. Turmena, Bocao. In verticale da Salamone, sbaglia il controllo Sichera di testa all'indietro con qualche brivido. Tondi saggiamente lascia scorrere il pallone e lo fa suo. Cuzzolino in buca per Mendes che non ci arriva, si scusa poi Leandro Cuzzolino. Deve prendere il ritmo partita il numero 23 dell'84. Già in gol quest'anno Sichera, anticipo e poi Bocao. Anderson lotta ma non controlla, rimessa all'84. Cuzzolino Coco, Cuzzolino va giù Coco nell'incrocio con Anderson che allarga troppo l'allettone. Punizione in favore dell'84 che gioca. Sichera, Coco in verticale da Pedro Mendes, attaccato forte da Bocao in maniera regolare. Salamone, Turmena si mette in ritmo, non passa su Sichera, sempre Turmena, Pedro Mendes gliela porta via con un fallo da parte di Lucas Sichera per il primo arbitro piccolo. Punizione da una posizione molto interessante per la Meta Catania. Occhio chiaramente al sinistro mortifero di Luis Turmena. Anche la possibile conclusione forte da parte di Bocao che però si stacca dal punto di battuta. Anderson in agguato dentro l'area di rigore. Ancora una volta allontanata la barriera dell'84. Pronto Turmena, c'è il fischio. Scarico per Anderson, prova a calciare, centra Raguso, poi Cuzzolino, doppio rimpallo, sempre Cuzzolino, si trascina il pallone direttamente in out. Salamone pronto a giocare. Direttamente da Pedro Siqueira. In angolo da Anderson che si impegna, tiene il pallone in campo ma lo lascia tra le mani di Fabio Tondi. Raguso per Coco, Bocao con la coscia, Salamone mette tutti d'accordo scaraventando la sfera direttamente sul soffitto del pala L84 di Brandizzo. Sarà rimessa laterale per l'L84. Secondo tempo fin qui povero di emozioni, Meta che guida sempre per 4-1. Dopo un buon avvio la squadra di mister Ouattara si sta accontentando di gestire il vantaggio di 3 reti. L'84 invece che ha avuto un paio di occasioni importanti senza però riuscire a sfruttarle a dovere. Raguso, Cuzzolino, isolamento con Pulvirenti, finta di Cuzzolino, prova a scappare dalla pressione forte da parte di Pulvirenti. Cuzzolino scava il pallone, rimpallo Pulvirenti e rimessa laterale per l'84. Coco scambia con Raguso, cambio lato, buono per Cuzzolino, poi palla centrale, Braga non regge, Silvestri raccoglie e prova a spingere la transizione, si autolancia Silvestri, passa bene in mezzo a due, poi Tondi legge provvede scaricando il pallone per Coco, bella giocata e poi Cuzzolino, prova a sgasare in banda, sempre Cuzzolino, va da Coco a tu per tu con Siqueira, Coco va dentro, buona uscita dura ma sul pallone di Pedro Siqueira. Cuzzolino vuole la banda a destra per sé, Cuzzolino, finte su Turmena che lo attacca forte, sfida tra numero 17, passa Cuzzolino, spinte troppo evidenti di Luis Turmena, gioca veloce Cuzzolino, palla in verticale per Lucas Braga, passa scarico Cuzzolino, passa su Turmena, fallaccio di Luis Turmena, troppo duro nello scontro con Leandro Cuzzolino. Quinto fallo per la Meta Catania a 10:40 dalla fine della partita. Ha rischiato non poco Luis Turmena di beccarsi il cartellino giallo in questo frangente. Fuori Cuzzolino a farsi controllare, punizioni invece per l'84.
bella finta di Leandro Cuzzolino che manda a vuoto Luis Turmene, poi l'entrata è dura, molto lontana dal pallone. Quinto fallo, come detto, dalla meta, che dovrà giocare questi 10:43 che restano alla fine della partita in bonus. Sarà importante quindi per l'L84 cercare di trovare il tiro libero e chiaramente concretizzare quello fatto fin qui. Occhio a Raguso che si mette in ritmo, poi scarico per Coco, di prima Coco, Silvestri allunga direttamente in out, forse l'ha toccata anche Pedro Siqueira, grande occasione ancora una volta per l'L84, si salva nuovamente la Meta Catania. Palla centrale per Rescia, Anas in qualche modo con la coscia riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di Maxi Rescia che gioca. Coco, scambio con Raguso, Rescia in verticale, Braga lotta con Bocao, si gira bene Braga, prova ad andare dentro, Braga sbatte su Pulvirenti, altro giro dal corner per l'L84. Coco sul punto di battuta. Palla sopra verso Braga, calcia Braga, centra Pulvirenti, uscito bene dal blocco portato, gli dà Mattia Raguso. Pronto sempre Coco. A lui l'incarico di gestire le palle inattive. Cambio lato un po' rischioso ma efficace per Raguso, che sbatte su Anas, riesce in verticale, si gira Braga, calcia Braga! Gol bellissimo di Lucas Braga che la mette sotto la traversa. Nulla da fare questa volta per Pedro Siqueira. Lucas Braga riapre la partita a 10:12 dal suono della sirena 4-2. Accorcia le distanze Lucas Braga per dare speranza all'L84 in questi ultimi 10 minuti da giocare al pala. L'84 di Brandizzo, golasso di Lucas Braga, davvero pivot e quella è la sua giocata, poi sinistro fortissimo sotto la traversa, nulla da fare per Pedro Siqueira. Attenzione a Salamone in verticale, scivolata Raguso e poi Salamone direttamente in porta. Tondi non si fida di lasciare scorrere il pallone, deve toccarlo. Prova a giocare velocemente Pulvirenti andando al centro dell'area di rigore dove si era lanciato Salamone cercando il gol del nuovo possibile +3. Si resta però sul 4-2 per la meta. Gioca l'84. Prova a farsi sentire anche il popolo verde-nero. Siqueira prende campo, prova a sgasare e poi riparte. In verticale per Braga, Silvestri anticipo e rimessa verde-nera. Massimo sforzo dell'L84 premiato con il gol di Lucas Braga. Prova a calciare Raguso, alto sopra la traversa di Pedro Siqueira. Meta che può continuare a gestire fin qui il vantaggio di 2 reti. Salamone in verticale da Pulvirenti, sponda per Anas, ci arriva Rescia che allunga il pallone direttamente in out. Salamone prova la crocchetta e passa, poi Pulvirenti non controlla, Tondi la fa sua. Rescia, Cuzzolino appena rientrato, sfida Silvestri e poi appoggio per Maxi Rescia. Siqueira 4-0 per l'L84. Lato lato Raguso, si torna da Cuzzolino. Raguso, Siqueira in verticale, bene per Cuzzolino, riviene su di lui con i tempi giusti Giovanni Pulvirenti. Palla centrale per Rescia, palo per Maxi Rescia sull'invenzione di Leandro Cuzzolino. Poi Siqueira pressato forte proprio da Rescia, va da Pulvirenti con calma olimpica in verticale, direttamente tra le braccia di Fabio Tondi, galvanizzata l'L84 dal gol di Lucas Braga, galvanizzato anche il palazzetto stampato sul palo, però il possibile gol del -1. Silvestri legge bene, poi prova a sgasare, passa, alla fine lavora bene Siqueira, Tondi fa sul pallone, però deve
addormentarlo direttamente in out. Problema ancora al costato per Fabio Tondi, dove ha preso la botta di pochi minuti fa, quella con Luis Turmena. Qua l'imbucata geniale di Leandro Cuzzolino con Silvestri che stava dando le spalle al pallone. Sfortunatissimo Maxi Rescia, che andava per il gol numero 21 della sua stagione. Solo il palo di Ridino. Cuzzolino, Lucas Siqueira, Cuzzolino, parallela per Siqueira, bella palla, 2 contro 1 possibile. Siqueira fino in fondo, sterzata, non trova uno scarico, alla fine si deve accontentare della rimessa laterale. Si alzano i ritmi in questo finale di partita. Cuzzolino al volo direttamente in out, Siqueira a lungo in zona Tondi, col petto l'armotizza per Lucas Siqueira. Raguso, Cuzzolino, Siqueira, Cuzzolino, isolamento con Anderson, finta di Cuzzolino, quella giocata, passa in banda, Cuzzolino, sterzata, calcia Cuzzolino. C'è però Pedro Siqueira attento in quella zona a fare su il pallone in 2 tempi. Che giocata di Leandro Cuzzolino, buon anticipo di Mattia Raguso su Michele Podda, che gioca all'indietro, palla corta, anticipo Rescia, Rabona. Siqueira bravissimo in uscita, sarebbe probabilmente venuto giù il palazzetto sul gol di Rabona, di Maxi Rescia. Respira l'84 che sta dando tutto in questo secondo frangente di secondo tempo. Aizza la torsida Lucas Braga, time out per l'84 a 7:20 dalla fine della partita. Rivediamo la Rabona di Maxi Rescia, stop sul parquet, stop anche per noi. Suonata la sirena che ha richiamato in campo le 2 squadre. 7:16 alla fine della partita, meta sempre avanti 4-2, però è tutta un'altra l'84 in questa seconda frazione di gioco. Il gol di Braga ha riaperto le danze al pala L84 di Brandizzo. Meta Catania in bonus in questo finale di partita, variabile che potrebbe essere importante negli ultimi minuti di partita. Cuzzolino sopra, riceve, poi in buca, buona lettura da parte di Silvestri che apre la transizione della meta. Sempre Silvestri chiuso da Rescia, riviene Raguso, Tondi controlla, corto Cuzzolino, su di lui Pulvirenti. Isolamento tra i due, duello che abbiamo visto per tutta la partita, Raguso-Cuzzolino. Poi taglio per andare da Braga, impreciso con Cuzzolino che si lascia andare ad un gesto di stizza. Possesso meta. Anas Siqueira in verticale, in zona Pulvirenti. Tondi la fa su in 2 tempi, rimette subito in moto Leandro Cuzzolino. Sulle sue tracce sempre un attento Pulvirenti. Raguso in verticale, non capendosi però con Lucas Braga. Possesso regalato ancora una volta alla meta. Fuori Cuzzolino, dentro Coco Wellington. Bocao con calma a fare su il pallone per giocare. Da rettificare il punto di battuta della rimessa laterale. Ora Bocao in verticale per Anas, sponda Pulvirenti, guarda la porta, vuole il fondo Pulvirenti, va dentro, Tondi la fa su, il pallone è uscito. Secondo i 2 arbitri, difficile dalla nostra postazione vedere se il pallone fosse uscito sia sul controllo di Giovanni Pulvirenti che sulla parata di Fabio Tondi, tant'è che si ripartirà col calcio d'angolo per la meta.
Palla dentro, Braga legge, Coco ci arriva, non passa però sul Silvestri, palla in angolo da Bocao che riparte addirittura da Pedro Siqueira facendo passare secondi preziosi. Pallone in avanti, Raguso di prima intenzione verso Rescia, solo con Siqueira, calcia di petto Siqueira, poi ancora Siqueira bene in uscita. Coco fa sul pallone, tunnel, poi Rescia in acrobazia. La blocca Siqueira che fa partire subito Silvestri in transizione. Fino in fondo Silvestri, tocca il pallone Raguso, provvidenziale, c'era il possibile 2 contro 1, qui la bella giocata di Coco, riesce in acrobazia, non riesce a dare potenza al pallone, respira la meta, respira anche l'L84. Pallone corto, Pulvirenti, palla in angolo, non si chiudono 1-2, trova la sfera Rescia che spinge la transizione, Coco, isolamento con Pulvirenti che è molto bravo in fase difensiva a sporcare la trama di Coco Wellington. Fuori Raguso, dentro nuovamente Leandro Cuzzolino. Fuori Rescia e dentro Lucas Siqueira. Riesce a prendere un po' di fiato prima dell'inserimento del portiere in movimento. Lo vediamo dalla nostra postazione con la maglietta gialla, la sta indossando Cuzzolino. Siqueira da Braga su Bocao, deve reggere questo pallone Braga sulla pressione forte da parte di Bocao, il pallone è uscito, la rimessa è per l'84, palla centrale, Coco calcia, c'entra un attento Turmena, Tondi va sul pallone, Cuzzolino, Coco 1-2, passa Cuzzolino, rientra, guarda la porta, Cuzzolino, deviazione, pallone che vola sopra la traversa di Pedro Siqueira, bella giocata 2 tra Coco Wellington e Leandro Cuzzolino. Sarà angolo per l'L84. Cuzzolino sul punto di battuta. È entrato Maxi Rescia come portiere di movimento. Si gioca il tutto per tutto mister Paniccia negli ultimi 5 minuti di partita. Cuzzolino, Siqueira, Braga, Rescia e Coco. Difende per la meta Bocao, Turmena, Pulvirenti e Silvestri. Braga. Siqueira, Braga. Sbaglia Braga, poi rischia la meta, Turmena, porta vuota, appoggia il pallone nella rete sguarnita dell'L84, doppietta per Luis Turmena che trova il 5-2 a 5 minuti dalla sirena. Si torna nella dimensione di pochi minuti fa con la Meta Catania che si è riportata sul +3, 5-2 il parziale al Pala L84 di Brandizzo. Chiaramente la squadra di mister Paniccia continuerà con il dettame tattico del portiere di movimento. Manca qualche interprete dei soliti noti per questa situazione di gioco. Arma a doppio taglio che non ha favorito la squadra verdenera. Ora Cuzzolino, Raguso, Siqueira, Raguso, Siqueira, Rescia, ancora Siqueira, Raguso, Coco, Siqueira, si mette in ritmo, calcia, la blocca Pedro Siqueira, attenzione che può guardare la porta, poi va in verticale da Pulvirenti, c'è Rescia tra i pali, Pulvirenti aspetta. Poi scarica per Turmena che riparte saggiamente da Bocao. Applausi per Luis Turmena. Raguso di testa, Coco raccoglie, sponda Cuzzolino che aspetta e riparte saggiamente col giro del portiere in movimento, 4 alla fine. Cuzzolino, Raguso, Siqueira, Cuzzolino, palla in angolo, Coco dentro, Siqueira ci mette le mani alla grande, c'era Rescia in agguato sul secondo palo. Siqueira, Raguso, Cuzzolino, altra palla in angolo per Coco, altro pallone girato dentro e altra rimessa questa volta però per la Meta Catania. Vola al cambio Rescia, rientra tra i pali tondi. Finta di Anas, si torna da Pedro Siqueira direttamente in verticale, pallone imprendibile per Giovanni Pulvirenti, vola al cambio Tondi, rientra Rescia, altro giro col portiere di movimento per l'L84, aspetta bassa la Meta Catania. Cuzzolino, Coco in angolo,
Cuzzolino chiuso, Coco con spazio, calcia Coco, trovando la deviazione vincente, questa volta sì, da parte di Maxi Rescia, che ci regala 3 minuti e 21 di puro spettacolo al pala L84 di Bandizzo. 5-3 Maxi Rescia. L'84 che torna vagamente a contatto, Anas mette giù il pallone, poi d'esterno per Pulvirenti, imprendibile il suggerimento, rientra, è pronto a rientrare Maxi Rescia al posto di Fabio Tondi per rilanciare la voglia di pari almeno per l'L84. 3 minuti e 2 gol da recuperare. Raguso in buca per Rescia, deviazione di Bocao, rimessa all'84. Raguso ancora, Siqueira, Raguso per Cuzzolino, Coco in angolo, forza per Raguso, Siqueira, tacco per andare da Rescia, scappa dalla pressione, Rescia vuole il fondo, non vince il duello, la palla se ne va, deve volare Maxi Rescia che torna direttamente in porta, Siqueira nella rete, ovviamente non vale, con le mani gioca lì il pallone Maxi Rescia, risale il campo all'L84. Raguso, Coco in angolo, ancora Raguso, prova ad andare dentro da Rescia, anticipo Bocao e poi Anas super a liberare la zona pericolosissima per la meta. C'era Cuzzolino in agguato che ora gioca a 2 con Coco, si gira Coco, prova ad andare dentro, deviazione con una mano, credo Anas sotto porta, sarà semplice angolo per l'L84. Da rivedere questa situazione. Poche proteste però per la squadra di mister Paniccia. Pronto a giocare Maxi Rescia dal corner. Palla all'indietro per Raguso, scomoda, la tiene in campo Raguso. Cuzzolino, Coco in angolo, finta di Coco, ancora Raguso, si mette in ritmo, calcia, vola Siqueira a dire di no a Mattia Raguso. Rescia vorrebbe giocare velocemente, lo fa ripartendo, Anas trova il pallone, Pulvirenti calcia con la porta vuota direttamente in out. Che rischio per l'L84, che parata invece di Pedro Siqueira. Rescia lascia lì a Cuzzolino, risale ancora una volta al campo l'L84, scambio tra Cuzzolino e Mattia Raguso. Sbaglia Raguso, Bocao controlla non benissimo, Coco forte su di lui, Bocao in porta, c'è però Leandro Cuzzolino. Raguso, Cuzzolino, sempre Raguso, in angolo da Rescia, controllo infelice, Turmena trova il pallone, tunnel, poi a Raguso, alla fine riviene la grande Maxi Rescia che si prende gli applausi del palazzetto e poi para addirittura sull'imbucata di Luis Turmena e vince il rimpallo e fa ripartire ancora una volta l'L84, da sistemare però la porta verde-nera. Momento anche per respirare per l'L84, grandissimo recupero di Maxi Rescia, pallone scodellato, si riparte. Cuzzolino si è scambiato nuovamente con Raguso. Ancora Cuzzolino in angolo da Coco, palla centrale, legge Bocao. Cuzzolino, Coco, finta di Coco, calcia Coco, Siqueira ci mette bene le mani, rimpallo e poi il pallone se ne va direttamente in out. Ultimo minuto di gioco, altra parata importante per Pedro Siqueira che va subito in verticale, la tocca di testa a Mattia Raguso, angolo a metà Catania che può rimanere in avanti con Maxi Rescia tra i pali. Salamone sul punto di battuta, palla corta, Pulvirenti, Salamone, scambiano i due, palla centrale, non l'ha capita Luis Turmena, rimessa per l'L84 che può andare ancora una volta per lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Coco lascia lì per Raguso, palla centrale, Coco, scarico Cuzzolino, cambio lato, Siqueira, centra Turmena che esulta come se avesse trovato la tripletta personale. Altro giro in zona offensiva per l'L84, che salvataggio di Luis Turmena.
Raguso, palla centrale, Coco sporcata, Cuzzolino riparte da Siqueira, finta, poi Turmena troppo forte, non c'è fallo, alla fine il rimpallo lo vince Pulvirenti che calcia verso la porta dell'84, direttamente in out. Ha rischiato non poco la meta perché la squadra di mister Panizia si sarebbe trovata col tiro libero a 20 secondi dalla fine. Cuzzolino, Coco prova a scambiare, Bocao trova il pallone, calcia, Raguso lo trova e poi alza la sfera direttamente da Siqueira che prova ad andare verso la porta, non trovandone però lo specchio. Sono 10 secondi alla fine, la meta vede vicinissimo il traguardo della 10ª vittoria consecutiva. Siqueira, Raguso prova a imbucare per Rescia, doppio rimpallo Salamone, suona la sirena, luci spente al palo l'84 di Brandizzo, la meta Catania batte per 5-3 l'84 al termine di una bellissima partita, così i campioni d'Italia trovano la 10ª vittoria consecutiva in Serie A, ribadendo ancora una volta di più il loro primato in classifica. Seconda sconfitta di fila invece per l'84 che rimane a 3 lunghezze dalla Roma al 4º posto, che però deve ancora giocare in questa giornata. E quindi è tutto dal Pala l'84 di Brandizzo, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.